Fermata dalla polizia la moglie di Marco Gallo, il presunto killer di Gregorio Mezzatesta, ucciso a Catanzaro il 24 giugno scorso. Gli inquirenti ipotizzano un legame con il delitto di Francesco Berlingeri, assassinato a San Biase 5 mesi prima. Una scuola su 2 in Calabria non è a norma. Presentato a Roma il 18° rapporto di Legambiente. La metà degli edifici è stata costruita dopo l'entrata in vigore delle prescrizioni antisismiche, ma solo il 15% è stato sottoposto a verifica. Rubata la cassaforte dell'ufficio economato del comune di Pizzo, all'interno 6.000 euro in contanti. Ad accorgersi del furto sono stati dipendenti comunali. Confermata la riapertura del viadotto Cannavino il 20 ottobre, incontro questa mattina in prefettura Cosenza. Consiglio regionale della Calabria, casa di vetro per i cittadini, il focus promosso dall'organismo indipendente di valutazione di giunta e consiglio. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque la cronaca in primo piano, fermata dalla polizia la moglie di Marco Gallo, il presunto killer di Gregorio Mezzatesta, il dipendente delle ferrovie della Calabria, ucciso a Catanzaro il 24 giugno scorso. Massimo riservo in procura, ma si ipotizza un collegamento tra il delitto Mezzatesta e l'omicidio di Francesco Berlingeri, ucciso a San Biase davanti al suo negozio di frutta e verdura il 19 gennaio scorso. Sentiamo. 19 gennaio 2017 Francesco Berlingeri viene assassinato davanti al suo negozio di frutta e verdura a San Biase in via Fiume. In quell'occasione rimane ferito anche il nipote dell'uomo, un bimbo di 8 anni. 5 mesi più tardi, il 24 giugno a Catanzaro, nei pressi della stazione, l'agguato ha costato la vita a Gregorio Mezzatesta, dipendente delle ferrovie della Calabria, ucciso mentre stava andando al lavoro. Stessa mano per i 2 omicidi? Probabile. Per il delitto Mezzatesta, lo ricordiamo, viene arrestato un mese dopo il plateale fatto di sangue il presunto killer Marco Gallo, 32 anni, un insospettabile incensurato. Adesso anche sua moglie è stata posta in stato di fermo perché in procura vige il massimo riservo. Poche le notizie fino ad ora trapelate, si ipotizza un coinvolgimento della donna nel delitto Berlingeri. La polizia ha effettuato nuove perquisizioni nell'abitazione di Marco Gallo, si cercano ulteriori indizi ed elementi per capire il movente del delitto Mezzatesta e i possibili legami con l'omicidio di Berlingeri. Stesse modalità per i 2 agguati, in entrambi i casi il killer, dopo aver portato a termine la sua missione di morte, si è allontanato a bordo di una moto. Il presunto sicario del delitto Mezzatesta poi è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza che hanno ripercorso il tragitto che da Tirolo lo ha portato a Catanzaro, in via Milano, dove è stato commesso l'omicidio, per poi riprenderlo mentre ritorna alla base, un magazzino alla Lamezia. Un intoppo però, la moto che si spegne, lo costringe a scendere e a togliersi il casco e così il 32enne viene ripreso dalle telecamere presenti nella zona, elementi che hanno poi portato all'arresto di Marco Gallo il 31 luglio, a meno di un mese dall'omicidio Mezzatesta, un delitto compiuto probabilmente su commissione. Ma qual è il legame con l'omicidio avvenuto 5 mesi prima a San Biase e quale ruolo avrebbe avuto la moglie del presunto killer? Domande alle quali gli inquirenti cercano di dare una risposta. Le indagini proseguono. Lo avete sentito, in Calabria una scuola su 2 non è a norma. Presentato il 18° rapporto di Legambiente, la metà degli edifici nei capoluoghi di provincia è stato costruito dopo l'entrata in vigore delle prescrizioni antisismiche, dati preoccupanti confermati ai nostri microfoni anche dal capo della Protezione Civile Carlo Tanzi. In Calabria il 51,5% delle scuole delle città capoluogo risulta edificato dal 1975 in poi, quindi successivamente all'entrata in vigore della normativa antisismica, contro il 36,4% della media nazionale. In una regione a rischio sismico, la verifica di vulnerabilità risulta essere stata realizzata solo sul 15,5% degli edifici. Il 79,9% risulta tuttavia costruito secondo criteri antisismici. Edifici recenti, ma con un'importante esigenza di manutenzione urgente. Ben il 74,4% degli edifici necessita di interventi, tuttavia la capacità di spesa, sia per la manutenzione straordinaria che ordinaria, è sotto la media nazionale. Interventi che vengono per lo più realizzati grazie ai fondi nazionali e regionali per l'edilizia scolastica, soprattutto nel caso del comune di Cosenza, che spicca per capacità di reperire fondi e progettare e dichiara di possedere le principali certificazioni per la messa a norma degli edifici scolastici. In media però i dati sui comuni capoluogo a livello regionale sono tutti sotto la media nazionale. Siamo consapevoli di ulteriori situazioni di rischio, vulnerabilità degli edifici scolastici, perché il censimento ha riguardato edifici sempre nuovi, no? E quindi siamo venuti a conoscenza di ulteriori situazioni di criticità. Diciamo che il problema delle scuole, come tutti gli edifici pubblici, è questo.
gran parte dell'edilizia pubblica è stata realizzata negli anni 60 e 70. Praticamente prima che ci fossero i grandi terremoti in Italia, iniziato nel 76, terremoto del Friuli, poi l'80 il terremoto dell'Irpinia e così via dicendo, poi quelli successivi, a finire con quello del Via Matrice. Che cosa è successo? Dai primi terremoti, dal 76 in poi, terremoti più recenti chiaramente, sono iniziate le leggi sulle costruzioni cosiddette antisismiche, si sono progressivamente inasprite. Ora, realizzare una costruzione, un edificio pubblico, implica una serie di prescrizioni. Diciamo che oggi gli edifici sono progettati per resistere a terremoti di magnitudo anche 7,5, quindi sono molto più resistenti. Però all'epoca gran parte dell'edificato venne realizzato praticamente in assenza di una normativa sismica. Ci stanno due tipi di interventi, quelli che abbiamo visto da Matrice, fallimentare, che è il miglioramento sismico, cioè migliorare non significa mettere in sicurezza, significa fare dei piccoli correttivi, però abbiamo visto che non sono risolutivi. Ci vuole l'adeguamento sismico, cioè le scuole devono essere rese completamente sicure rispetto ai terremoti e per fare questo bisogna valutare caso per caso quanto va a costare l'adeguamento sismico. Io invito tutte le mamme a verificare le scuole in cui vanno i loro figli, in quali fattispecie rientrano, perché è un movimento che deve partire dal basso, dalla coscienza e dalla cultura della prevenzione. Abbiamo visto anche ad Amatrice, abbiamo visto anche a Norcia, all'Aquila, no, gli edifici pubblici, l'edilizia pubblica è assolutamente inadeguata e vetusta. Il Consiglio regionale della Calabria, casa di vetro accessibile ai cittadini, è quanto è emerso da un focus a Reggio Calabria, l'iniziativa promossa dall'organismo indipendente di valutazione di Giunta e Consiglio. Potenziare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione, obiettivo del Focus nell'aula Calipari di Palazzo Campanella a Reggio Calabria, il confronto sull'aggiornamento dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, novità e orientamenti applicativi in materia, una iniziativa promossa dall'organismo indipendente di valutazione di Giunta e Consiglio che va nella direzione di dare risposte tempestive in termini di servizi al cittadino utente. Troppo spesso quando si parla di spesa pubblica, di pubblica amministrazione, si pensa agli sprechi e alle cose che non vanno. Cultura del merito e della valutazione significa valutare attentamente, pesare, monitorare tutti i processi per evitare gli sprechi. E a quel punto la spesa pubblica non diventa più un fatto negativo, ma diventa un servizio ai cittadini. Quindi più spesa pubblica vera, più spesa pubblica monitorata, più spesa pubblica valutata, significa migliori servizi per i cittadini. Nel corso dell'incontro è stato sottolineato come il Consiglio regionale presenti il maggior grado di trasparenza in Italia grazie al sito web e alle procedure messe in campo che pongono l'Assemblea di Palazzo Campanella all'avanguardia sul piano della trasparenza, nell'ottica di realizzare sempre più una casa di vetro accessibile ai cittadini. Infine è stato affrontato il tema della prevenzione della corruzione e degli strumenti di cui è dotata la pubblica amministrazione per combatterla. Quello che si chiede però è un cambio di passo, per utilizzare un'espressione così comune, che sia funzionale ad acquisire una nuova mentalità nella gestione, una mentalità che guardi ai processi attraverso i quali la pubblica amministrazione prende in carico l'interesse della comunità, produce servizi o eroga servizi. È il momento del nostro diario di bordo, vediamo. L'inchiesta sulle firme false per la lista per Catanzaro e nella quale sono imputate 14 persone vivrà il suo momento clou nell'udienza preliminare fissata per il 13 dicembre prossimo. Tra gli imputati il consigliere regionale Tallini, la cui posizione è stata parzialmente stralciata, e l'ex assessore al personale del comune di Catanzaro Massimo Lo Monaco, oltre al dirigente di Forza Italia Maurizio Vento. Da Catanzaro alla Lamezia, dove la giunta Mascaro perde un altro pezzo perché getta la
impugna anche il secondo vice sindaco Massimiliano Tavella. Che cosa sta accadendo nel governo della città, visto che al momento figurano solo 2 assessori dei 7 che facevano parte del primo esecutivo? Intanto il presidente della provincia, Bruno, ha annunciato di aver stanziato 5 milioni di euro per le scuole. Non è tanto, ma è un segnale importante. Brutte notizie per i fondi agli agricoltori. Il TAR ha sospeso il decreto fissando per fine maggio 2018 l'udienza per discutere il ricorso. Al centro della querela la classifica stilata dal Dipartimento Agricoltura della Regione per i contributi finanziari del fondo PSR ai giovani. Torniamo agli esecutivi in crisi, puntando l'attenzione su Paola e Cetraro. Nella città del Santo il PD, e precisamente l'area che fa capo all'ex presidente della provincia di Cosenza Di Natale, ad agitare le acque. Imputano al neo eletto sindaco Perrotta lo scarso coinvolgimento dei consiglieri che si richiamano alle posizioni di Di Natale. Anche a Cetraro è il PD ad alzare la voce, anche qui problemi interni sollevati dal consigliere comunale Quercia, secondo il quale il sindaco deve prendere atto che l'esecutivo che guida è attraversato da una profonda crisi. E c'è una querela anche a Polistena, oggetto del contendere le nuove palme, e i protagonisti di questa querela sono il sindaco e i 5 Stelle. Vediamo. Ogni azione amministrativa voluta dal sindaco di Polistena, Michele Tripodi, trova disapprovazione e mal di pancia da parte degli attivisti del locale Circolo dei 5 Stelle. Il Meetup, così fanno chiamare la loro organizzazione locale, ha espresso dubbi e perplessità sull'annunciata ripiantumazione in città di 200 esemplari di palma della varietà Washingtonia da parte del sindaco, e su questa scelta i grillini polistenesi hanno sollevato delle riserve. L'imminente abbattimento per ragioni di sicurezza di 8 esemplari di palma sul territorio comunale, disposto dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, è stata la conferma ai nostri timori di cedimento delle stesse, recita una nota dei pentastellati, con un conseguente pericolo per l'incolumità dei cittadini. Timori manifestati con la richiesta di sopralluogo da parte del Servizio Fitosanitario della Regione Calabria in data 17 luglio 2017, sollecitata dal Meetup Movimento 5 Stelle di Polistena e resa pubblica a mezzo stampa nei giorni successivi. Una lotta apparsa qui come altrove da subito difficile contro il coleottero, comunemente conosciuto come punteruolo rosso. Gli attivisti hanno inteso sollecitare per la nuova ripiantumazione adeguate misure di prevenzione e cure volte a scongiurare il riproporsi dell'infestazione, con il conseguente ripetersi dell'oneroso costo di abbattimento. Questa è la querela Polistena, adesso altri fatti di cronaca nei nostri 100 secondi. Rubata la cassaforte dell'ufficio economato del comune di Pizzo Calabro, i malviventi, sfruttando l'impalcatura montata all'esterno dell'edificio per i lavori di ammodernamento, si sono introdotti nei locali, riuscendo a portare via la cassaforte con all'interno 6.000 euro in contanti. Ad accorgersi del furto sono stati i dipendenti comunali. All'apertura degli uffici i carabinieri hanno avviato indagini. Confermata la riapertura al traffico del Cannavino il 20 ottobre, quanto emerso da un incontro stamattina in prefettura a Cosenza. Si tratta di una riapertura. Al momento per il traffico leggero fine ottobre sarà consentito il passaggio anche dei mezzi pesanti, intanto continuano i lavori. I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un cittadino romeno di 64 anni emesso dal Tribunale della città di Arad. L'uomo, in seguito a un controllo da parte di una pattuglia del nucleo di Polizia Tributaria, è risultato destinatario di un provvedimento di arresto europeo per reati economici e finanziari. I carabinieri di Rende, nel corso di alcuni controlli, hanno denunciato 5 persone e ne hanno segnalato 2 quali assuntori di droga nei territori di Rende e Rose. Un 24enne cosentino residente all'Attarico è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Al giovane è stata ritirata la patente. I militari hanno controllato 53 veicoli e identificato 62 persone. La Camera di Commercio di Cosenza ha celebrato la giornata della trasparenza. Vediamo come.
La Camera di Commercio di Cosenza continua a muovere passi in avanti. In occasione della giornata della trasparenza si sottolinea l'importanza di alcuni punti di forza della Camera. Open data, open imprese e accessibilità sono le parole chiave del piano di lavoro dell'ente camerale, che mette insieme due anime, pubblico e privato. Grazie a queste iniziative votate alla trasparenza, la Camera di Commercio di Cosenza sarà protagonista della conferenza internazionale promossa a Parigi dall'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. In realtà la trasparenza è nel nostro DNA da quando ci siamo insediati e l'abbiamo fatto con Open Camera Cosenza. E devo dire con soddisfazione il dottor Cantone ha fatto il suo intervento parlando di Open Camera Cosenza, iscritto all'OCSE, e parlando di Open Camera Cosenza come quel sistema digitale ma trasparente, e quindi vedere dal dottor Cantone nominare Open Camera, la Camera di Commercio e in realtà questo territorio, siamo orgogliosi sia io alla Giunta che il nostro Consiglio. E la grande soddisfazione è che adesso il 21 e 22, come avete letto in questi giorni, l'OCSE ci ha chiesto di esporre questo Open Camera, questo nuovo modo di fare, questa nuova pratica a tutto il mondo, e con soddisfazione andare lì e quindi vedere un pezzo di Calabria che esce fuori dai confini non soltanto regionale ma nazionale, andare a esporre a tutto il mondo è una grande soddisfazione, anche perché saremo unico ente italiano ad esporre tutto ciò all'OCSE. Durante la giornata della trasparenza alla Camera di Commercio è stato premiato tra le imprese cosentine il sito più smart della provincia di Cosenza, realizzato con la Fondazione Istituto Tagliacarne nell'ambito del progetto nazionale Eccellenze in Digitale 2017. Significa premiare quei siti che sono messi in gioco in modo che quell'impresa si sa chi è, che cosa fa, chi è il rappresentante e quali sono i soci. Andiamo adesso a Vibo per la riapertura del Museo d'Arte Sacra. Un altro momento di grande valore culturale per Vibo Valentia, con la riapertura del Museo di Arte Sacra del Duomo di San Leoluca dopo lunghi lavori di restauro. Il museo, fondato il 22 dicembre 1988 per volere dell'allora arciprete Onofrio Brindisi, ospita nelle sue sale opere tra le più importanti dell'arte meridionale, come i bronzetti dorati di Cosimo Fanzago provenienti dalla Certosa di Serra San Bruno, sculture del Gaggini, tele di pittori della scuola di Monteleone come Emanuele Paparo, Brunetto Aloi, Silvio Nea Strani. Si può ammirare la Santa Caterina da Siena attribuita al pittore fiammingo Wenzel Koberger e altre opere di importanti pittori di scuola napoletana. Da qui l'importanza di aver pensato ad un allestimento capace di evidenziarne il valore storico-artistico. Devi allestire la vita di una comunità, cioè all'interno innanzitutto selezionare tantissimi oggetti, opere d'arte. Quindi la stessa parola che è nel Museo d'Arte Sacra la dice lunga, perché noi allestiti abbiamo le statuette del Fanzago, ma abbiamo anche i timbri che Monsignor Brindisi e il sacerdote arciprete prima di lui usava per le lettere importanti. Quindi vuol dire raccogliere la vita di una comunità. Ecco la difficoltà. E allestirla vuol dire anche renderla gradevole, renderla interessante, in modo particolare alle nuove generazioni, le quali sono un po' distratte da queste cose. Tanti paramenti sacri, alcuni di ottima fattura e di molti oggetti liturgici e di pietà popolare, tra i quali spiccano le belle argenterie di scuola napoletana e la splendida mitria di San Leoluca di Mattia Condursi, un modo ulteriore per avvicinare alla fede attraverso l'arte. Un museo è un luogo di vita, un luogo educativo, un luogo che fa guardare al passato, ma non per essere nostalgici, ma piuttosto dice, se nel passato sono stati capaci e bravi a fare queste cose, possiamo riuscirci anche noi, continuando una prospettiva nuova, una prospettiva diversa, con le maturazioni nuove che la società, che la cultura ci offre, ma sempre in proiezione verso il futuro. Esponenti di primissimo piano della flebologia italiana ed europea si sono ritrovati in Calabria per l'Afidei 2017 al centro dei lavori nel castello Svevo di Cosenza, la gestione dei pazienti affetti da malattie del sistema venoso. Ce ne parla Anna Franchino.
Aggiornarsi, confrontarsi, apprendere, una full immersion mediante letture, dibattiti e workshop pratici nel nuovo cammino che si sta intraprendendo verso la flebologia europea. Le nozioni scientifiche più aggiornate, accanto ai suggerimenti più semplici, hanno reso il convegno denominato L'Afidei 2017 davvero un appuntamento imperdibile, un prezioso interscambio di accorgimenti pratici nella splendida cornice del Castello Svevo di Cosenza, che ha fatto da sfondo ad un appuntamento scientifico fra i più attesi. L'Afidei è un appuntamento importante che noi qui in Calabria facciamo ogni 2 anni, dove praticamente si riuniscono gli addetti ai lavori, cioè specialisti in flebologia, per discutere della patologia venosa tout court. È un momento importante e oggi particolarmente importante perché per me è un onore avere avuto personaggi anche di fama europea come Mario Sicà e Stefan Guckenbichler. L'Associazione Flebologica Italiana nasce con lo scopo non solo di promuovere l'attività degli specialisti, ma allo stesso tempo come strumento di tutela della loro professionalità. La mission è quella di riuscire a creare una cultura flebologica aperta al confronto e all'innovazione, ma sempre basata su solide basi scientifiche. Al convegno, cui hanno partecipato importantissimi specialisti italiani ed europei, si è discusso in particolar modo di gestione dei pazienti affetti da malattie del sistema venoso. Anche la Calabria. Abbiamo i nostri soci che, devo dire, hanno fatto un grossissimo lavoro nel diffondere quella che è la cultura flebologica, ed è questo lo scopo di questi incontri che noi promuoviamo a livello regionale. Servono proprio per sensibilizzare pazienti, ma soprattutto i colleghi medici, a trattare la malattia venosa in un modo moderno e soprattutto scientificamente provato. Automobilismo con lo slalom di Montecondrò, 8° e ultimo appuntamento della serie Tricolore 2017, immerso nel tipico paesaggio di Serra Stretta. Vediamo. Se la giudica Fabio Emanuele lo slalom Montecondrò, 8° e ultimo appuntamento della serie Tricolore 2017. Il campione molisano visse il successo conquistato nel 2016 su Osella PA Alfa Romeo, seconda posizione per Luigi Sambuco. Su Alfa Romeo Rebo completa il podio Salvatore Venanzio sul Radical SR4 Suzuki, che passa i gradi del campione italiano slalom a Saverio Miglionico. In un caldo weekend autunnale fra i monti della Presila si è svolto l'atto finale del campionato italiano slalom sui 2520 metri a cronometro fra la fitta vegetazione di fagge e castagni che circondano il comune calabrese di Serra Stretta. Il 5 volte campione italiano della specialità visse il successo della passata edizione a conclusione di una gara in crescendo, un risultato importante che arriva alla fine di una stagione difficile e che quindi vale doppio. Alle spalle di Fabio Emanuele, lo dicevamo, a soli 16 centesimi di distacco si classifica Luigi Sambuco. Il pilota campano in gara sul Rebo motorizzata Alfa Romeo sigla il tempo che gli vale il miglior risultato in una stagione tricolore che lo ha visto fra i protagonisti assoluti nella seconda manche. Oltre ai vincitori premiato nel suggestivo anfiteatro Dalida, anche il fiduciario regionale ACI Sport Barone, Gaetano De Paula, cui è stato consegnato il trofeo intitolato alla cantante originaria di Serra Stretta. Ottimo circuito, ottima organizzazione, devo dire che io sono qui dalla prima edizione del campionato italiano slalom di questa manifestazione, sempre in crescendo, ottimo il manto stradale che fino a qualche anno fa ancora non era perfetto, negli ultimi anni è stato sempre di più migliorato, l'organizzazione devo dire che non fa mancare mai il supporto ai piloti tutti, quindi parlo anche a nome dei piloti, veramente bella e complimenti di nuovo per l'organizzazione. Oggi l'Italia ha conosciuto il suo avversario per i play-off verso il Mondiale di Russia, la Svezia. C'è uno svedese, un nazionale svedese che gioca nel Crotone, fra l'altro a segno, il primo gol suo nella gara contro il Torino finita 2-2 di domenica scorsa. Roden ha detto abbiamo possibilità di farcela, di andare al Mondiale, naturalmente riferendosi alla sua nazionale. L'Italia farà di tutto per cercare di evitare appunto che ciò avvenga. E adesso il meteo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Ancora bel tempo sul nostro territorio. Il promontorio anticiclonico tiene bene sulla penisola balcanica e Mediterraneo centrale. Da ovest inizia tuttavia una fase erosiva a carico di una perturbazione atlantica attualmente adagiata sulla penisola iberica. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani generalmente poco nuvoloso con tendenza a parziali annuvolamenti a partire da sud nel corso della giornata. Temperatura stazionaria.
Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani ventilazione assente o deboli, direzione variabile, con mari ovunque calmi. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci.